ritroviamo al Museo della Battaglia, siamo qui oggi con Maria Cristina Scalet, direttrice del museo, che ha in questi giorni riaperto al pubblico. Lo ricordiamo che dallo scorso 15 aprile 2012 il museo che si trova in piazza Giovanni Paolo I ed è dedicato alla Grande Guerra, da quel 15 aprile 2012 il museo è rimasto chiuso, sono stati 2 anni di intensi lavori con un investimento di oltre 3 milioni di euro e ora viene restituito in nuova veste alla città di Vittorio Veneto e non solo. Un museo che nasce rinnovato sotto forma anche nelle modalità di esposizione che ora con la direttrice avremo modo di visitare. Un museo su 3 sezioni: la vita in trincea, la vita durante l'occupazione e dalla battaglia al mito. Ed è proprio dalla vita in trincea che parte oggi la nostra visita guidata. Prima però di addentrarci nella vita in trincea, vogliamo conoscere da vicino quello che è il simbolo di questo museo. Sì, allora, innanzitutto una brevissima premessa, diciamo che il museo già in se stesso è all'interno di un edificio molto importante per la comunità di Vittorio Veneto. Era l'antica loggia civica del Cenedese. Quando ancora Vittorio Veneto non esisteva, c'erano 2 grandi importanti centri: l'uno era Ceneda, sede episcopale, la parte più antica, l'altro è Serravalle, che si unirono nel 1866 e quindi dettero vita ad una nuova entità che ha cercato e costruito i nuovi simboli dell'amministrazione in un luogo diverso, sia da Ceneda che da Serravalle. Il Museo della Battaglia era infatti l'antico, possiamo dire, municipio di Ceneda, la loggia appunto della comunità, che è un edificio del 1500 attribuito al Sansovino, anche se non ci sono testimonianze e documentazioni che lo attestano. Ha una bellissima loggia affrescata dal Pomponio Amalteo nel 1500 e poi vedremo una aula civica. Nel 1938, dopo la chiusura dal 1866, venne trasformato in Museo della Battaglia grazie alla donazione di un cavaliere di Vittorio Veneto, Luigi Marson, che cominciò a raccogliere della documentazione e delle testimonianze proprio dal campo di battaglia e la donò alla comunità di Vittorio, allora, per costruirne un museo in memoria della battaglia di Vittorio Veneto, ma soprattutto degli eventi tragici che hanno percorso il territorio vastissimo della sinistra Piave in quell'anno tra il 1917 e il 18. Qui in museo l'oggetto che apre proprio l'apertura della sezione della rinnovata allestimento nella sezione della trincea è un oggetto che si chiama tribolo. È un oggetto un attrezzo micidiale di guerra che veniva messo tra una trincea e l'altra, una sorta di mina non esplosiva, ma di arma nella quale potevano rimanere infilzati appunto i soldati che, scappando, cercando di raggiungere la trincea nemica, incontravano questo strumento. Nell'allestimento gestito e curato sia nella parte della progettazione esecutiva che del vero e proprio allestimento dall'architetto Greppi insieme a un team di architetti e professionisti locali, questo oggetto è diventato il simbolo del Museo della Battaglia. È diventato una sorta di logo che da questa tragica testimonianza di dolore vuole invece trasmettere una testimonianza di storia alle future generazioni. Da qui, allora, dalla trincea parte la nostra visita oggi al rinnovato Museo della Battaglia. La trincea racconta tutto quello che si svolgeva in questo ambito, un ambito che si vede anche da immagini in gigantografia che riproducono una dimensione 1 a 1, quasi noi fossimo insieme a questi soldati, le immagini di questi luoghi, percorsi stretti, cunicoli, dove sopravvivevano e vivevano per mesi e mesi nel fango, nella pioggia, talvolta vicino ai cadaveri dei loro compagni che non riuscivano a seppellire per
problemi proprio di attacco, e gli oggetti sono stati selezionati in numero limitato ma significativo, a dimostrare che questi sono oggetti ma ne raccontano di altri 100 dietro a loro. Sono oggetti che parlano anche delle trasformazioni tecnologiche della tragica prima guerra mondiale, perché si passava dai semplici pugnali o addirittura da armi che sembrano quasi delle armi medievali come le mazze che vedete qui, ad armi invece sempre più tra virgolette sofisticate, come poteva essere le artiglierie con i cannoni, o l'uso per la prima volta durante una guerra di gas tossici che erano di notevole e terrificante ferocia, perché colpivano le persone. Le maschere antigas non avevano la sufficiente capacità di salvare le persone, e quindi morivano veramente tra atroci tormenti. Quindi armi antiche e armi invece più moderne. Ci sono pistole, fucili però anche a baionetta, quindi ancora con un linguaggio anche tecnologico datato, e vicino a questo invece armi come queste corazze per proteggersi dalle fiamme, perché usarono per la prima volta i lanciafiamme. Vedremo poi quali altre trasformazioni ci sono. Sì, non solo oggetti esposti, ci stiamo incamminando, sentiamo dei rumori, quindi c'è spazio anche alla multisensorialità per riportare anche il visitatore di oggi in quei tragici anni. Esattamente, non solo multimedialità ma anche proprio un aspetto tattile. La pavimentazione nella trincea viene gestita in modo differenziato, proprio per dare il senso di un cammino in un luogo insicuro e incerto, come di fatto erano il fango all'interno di questi luoghi delle trincee. Le tecnologie poi con le quali comunicavano, anche qui si andava dai primordiali megafoni fino ai segnali luminosi o ai primi telefoni da campo. Abbiamo telefoni da campo di case produttrici che ancora oggi predispongono le tecnologie più avanzate, quindi un interessante anche percorso di della comunicazione che avveniva per lo più, tra l'altro, in tempi di guerra attraverso i piccioni viaggiatori. Ci sono poi, vedete, continuano a esserci queste immagini, come mangiavano, altro aspetto estremamente drammatico. Non c'erano cucine nelle trincee, ma le cucine venivano, il cibo veniva preparato in cucine a chilometri di distanza, venivano inseriti in marmittoni, questi grossi contenitori che isolavano e mantenevano il calore, caricati sui muli e portati ai soldati in trincea. Contenevano di tutto all'interno, perché la capacità calorica doveva essere tutta in un'unica, diciamo così, portata. Ci poteva trovare dalla carne alle verdure, persino latte e cioccolata all'interno della stessa alimentazione, proprio per dare la carica energetica sufficiente. Via via che la guerra però trascorse negli anni, anche questa capacità calorica diminuì, e purtroppo molti furono le morti per inedia, per mancanza di cibo, per debolezza anche dei soldati, non solo italiani ma soprattutto di parte austro-ungarica. Interessante appunto il fatto di potersi immergere ciascuno personalmente nelle storie narrate, storie di tantissime persone, non eroi, ma tantissime persone che sono morte lasciando magari un ricordo, una lettera, e da questa lettera trarne una testimonianza e un insegnamento per le future generazioni, per noi anche. Potrei essere morto, e invece sono per pochi giorni fasciato la testa. Tengo 3 buchicini che non mi portano tanto di sesto. M'è caduto per circa 1 quintale di trincea mentre dormivo. Intorno a me, puoi immaginarti, ne ho presi di sassi, sulle spalle, nelle gambe, ma come ti dico, sono fortunato che mi ha rotto solo la testa. Come passavano il tempo i soldati in trincea? Erano giorni, mesi intensi? Esatto, era quasi la cosa peggiore, quella dell'attesa stremante in una situazione estrema di difficoltà e di disagio, come abbiamo potuto vedere, e allora cercavano in qualche modo di trascorrere le lunghissime ore. Pensiamo ad una popolazione per lo più contadina o comunque di non alto livello di scolarizzazione, quindi anche la lettura non era
tra i passatempi più frequenti. Chi poteva essere in grado di manipolare e lavorare a proprie mani, ecco che magari sfruttava i bossoli per trasformarli in un oggetto decorativo, o i pochi pezzi di metallo raccolti diventano dei braccialetti. Sono tutti oggetti questi che sono veramente la testimonianza di queste migliaia di persone che lì vivevano. Si facevano leggere o scrivere le lettere per i parenti a casa, le madri, le mogli, attraverso spesso logicamente le figure dei cappellani da campo, che erano le persone più acculturate che potevano dare una mano, oppure leggevano o guardavano le riviste che spesso venivano portate in campo in questi luoghi. Ci sono testimonianze, come potete vedere, di oggetti come per lo più Vangeli o libri religiosi, però colpiti. Questi sono stati raccolti proprio dai campi di battaglia, quindi ci raccontano una storia. Dietro a questo libro distrutto c'è sicuramente la storia di un soldato che l'ha tenuto con sé, probabilmente c'è morto assieme. Entriamo ora quindi nel vivo della trincea, rumori, odori, percezioni anche sonore, vibrazioni. Esatto, l'ultima sezione vuole proprio lasciare attraverso immagini che scorrono, che mostrano anche nella parte del soffitto la presenza dei voli aerei. Anche in questo caso è la prima guerra dove interviene l'aeronautica in senso lato. Non esisteva il corpo dell'aeronautica, nasce proprio con la prima guerra mondiale, e in quest'ultima sezione, oltre al pavimento vibrante, al rumore assordante, si è cercato di dare la sensazione olfattiva attraverso l'utilizzo della putrescina, che renda una minima idea del disagio di questi luoghi. E quindi in questa ultima parte si conclude la sezione dedicata alla trincea, per salire poi al secondo livello. È focalizzata questa ricostruzione della trincea a una fascia, un periodo storico durante la Grande Guerra preciso? Non so, è una trincea italiana, austro-ungarica, un po', collochiamola. Questo è assolutamente indifferente, nel senso che le trincee era una struttura che si è standardizzata in quel periodo storico, quindi la situazione, le immagini fotografiche sono tratte sicuramente da trincee italiane, ma la differenza non era molta. Certo, si distinguevano le trincee di pianura dalle trincee di alta montagna, dove la situazione era ulteriormente aggravata dalle condizioni climatiche estreme e anche dalle situazioni orografiche estreme. Le trincee di montagna avevano delle strutture ben diverse, e anche la vita in trincea in alta montagna è stata molto più difficile che non in altre localizzazioni. Stiamo salendo verso il primo piano dell'antico palazzo della comunità cenedese, e questo piano è dedicato alla vita durante l'occupazione. Un flashback nella Vittorio Veneto del novembre 1917. Come viveva la popolazione in una Vittorio Veneto occupata? Esatto, questo è il tema del secondo livello, un tema tra l'altro molto originale, perché non spesso si parla di questa problematica, si parla molto spesso del campo di battaglia, giustamente, però anche il dramma della gente che si trovò occupata dopo la disfatta cosiddetta di Caporetto, quindi dall'Isonzo fino alla sinistra Piave, una vasta parte quindi della Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino, che si trovò per più di un anno, quasi un anno, occupata, con tutte le implicazioni che questo ha determinato, dai profughi che sono scappati, alla presenza di questi soldati, anch'essi comunque pur nemici e occupanti, giovani quanto i nostri soldati, quindi ragazzi dai 18 anni in su,
che si trovano in una situazione tra l'altro in quel momento per loro favorevole, perché avevano patito la fame per diversi mesi, si trovano invece in un luogo che aveva appena finito il raccolto. Ecco allora che i primi momenti della conquista di questo territorio è stata una sorta di saccheggio dal punto di vista proprio di come è stato vissuto dalla popolazione che però era rimasta limitata, donne, bambini, anziani, sacerdoti e vescovi che hanno deciso di continuare a rimanere sul loro territorio vicino alle loro persone. Ma qui si sono trovati i problemi di multilinguismo, l'impero austro-ungarico copriva tantissime etnie, si sono trovati con le indicazioni e le obbligazioni di girare con delle carte d'identità e addirittura di non poter allevare i piccioni, perché il piccione venivano calati dagli aerei italiani, raccolti dai contadini, e questi diventavano uno strumento di comunicazione, tant'è che ci sono editti in tedesco e in italiano che proprio raccontano dell'obbligo di non avere, cioè il divieto di tenere piccioni colombi o piccioni viaggiatori in casa. I temi poi delle requisizioni e dei danni di guerra in terra occupata, che non significa solo, ed è già importante, le distruzioni dei bombardamenti aerei, ma anche il fatto che a un certo punto la necessità di metallo ha portato gli austro-ungarici a requisire tutte le campane delle chiese del territorio. È un'azione che è fortemente distruttiva anche dal punto di vista psicologico per queste persone, che si trovavano i simboli del credo utilizzati, distrutti per farne invece delle armi, e comunque gli austro-ungarici questo lo sapevano, se ne rendevano conto, ma dicevano che era un elemento di necessità. Il temi degli intrattenimenti, di quello che si può dire collaborazione, però dobbiamo anche pensare che c'erano delle bocche da sfamare di bambini e giovani donne. La dura necessità ci costringe ad espropriare le nostre chiese dalle campane. La guerra perdura ed il bisogno, anziché diminuire, aumenta. Ed è perciò, con rammarico e viva compassione, che dobbiamo ricorrere ad una requisizione di campane. Sappiamo benissimo che con ciò tocchiamo un sentimento sacrosanto e non vogliamo farlo senza porvi sott'occhio che solamente la forza maggiore ce lo impone. In questa esposizione c'è magari qualche narrazione di qualche vissuto di una famiglia vittoriese, di qualche testimonianza in prima persona che possiamo raccontare? Anche in questo caso, alzando le portelle, partono le narrazioni, lettere di persone che hanno vissuto queste requisizioni. Soprattutto ci sono documentazioni anche di giovani, bambini che vivevano in quel momento il dramma e che lo raccontavano in qualche modo, e queste testimonianze si possono scoprire. Il bello è anche poterlo visitare per scoprire queste cose. Da 3 mesi le popolazioni di Savas, San Floriano, Cimanove e Fadalto, frazioni del comune di Vittorio, si trovano abbandonate, sprovviste quasi affatto di generi alimentari e versano attualmente in grande miseria. In Vittorio si è provveduto in qualche modo e si sono fatte e si fanno distribuzioni di sale, carne e farina mediante la presentazione di tessere. In Savassa, San Floriano, Cimanove e Fadalto nulla, nemmeno il sale. La popolazione è costretta a fare viaggi lunghi e faticosi nei paesi delle pianure per procurarsi qualche chilo di grano turco. Ultimo tema legato all'occupazione era la propaganda che veniva fatta sia da parte nemica che da parte amica, e quindi anche il confronto tra testate giornalistiche dell'epoca, che spesso e volentieri sono anche delle vere e proprie opere d'arte, che raccontavano ovviamente diversi punti di vista. Messe a confronto, a parallelo, ora si può anche percepire e
avere più consapevolezza di quello che erano i pensieri di allora, anche attraverso una grafica tra l'altro particolarmente accattivante, come potete vedere dalle copertine rimaste. Entriamo ora nell'armeria di Casa Marson, che è il primo nucleo originario di questo museo della battaglia. Allora, qui è un po' un tuffo in quella che era l'origine di questo museo, quindi siamo a Casa Marson, a Vittorio Veneto, dove tutto ebbe inizio. Esattamente, qui giustamente si è dato un giusto risalto alla figura di Luigi Marson, questo cavaliere di Vittorio Veneto che vedremo poi raccolse un oggetto molto significativo, decidendo che tutto questo non poteva essere dimenticato, e questo primo nucleo, che veniva custodito, come si vede dalle immagini, gigantografie riprodotte nel modo, nella maniera ovviamente caratteristica della museologia dell'epoca, cioè l'affastellamento di oggetti per quantità più che per identificazione, lo si ritrova all'interno di questa sala, dove sono collocate tantissime armi, munizioni, ovviamente non disarmate, non utilizzabili, anche con una colorazione intensa che richiama un po' il tema della sofferenza, il colore del sangue. E qui l'immersione avviene totalmente anche attraverso l'audio, dove sono narrate le canzoni più note del periodo della guerra o i proclami che continuano a venire trasmessi, in modo tale che uno si senta proprio coinvolto nell'atmosfera dell'epoca. Così, ecco a voi, soldati del Grappa, la canzone d'amore e di fede, che a Fanzaso, a Feltre, a Belluno sospira dolente tra le catene austriache. Ancor per poco, soldati del Grappa, imparatela tutti, imparatela tutti. Diceva ammassamento di oggetti, e per chi ha visitato prima del 2012 il Museo della Battaglia ricorderà come le stanze erano ricche zeppe di cimeli. Ecco, quanti erano? Abbiamo già avuto modo di apprezzare che, insomma, che c'è stata una riduzione, una selezione dei cimeli esposti. Quindi un po' che tipo di lavoro ci sta alle spalle? Esattamente. Allora, il nucleo del museo conta 22.000 pezzi, che sono originariamente il nucleo del Marson, ma nel corso degli anni moltissimi cittadini hanno continuato a donare e a consegnare materiale, anche più o meno attinente a un museo della prima guerra mondiale. In ogni caso fa parte di questo del corpus del museo. Nel nuovo allestimento museografico si è deciso di scegliere la selezione di un oggetto che ne rappresenta sicuramente molti. La presenza poi dei cassettini che si aprono e possono far vedere la moltitudine fa sì che si sia ridotto notevolmente il numero di oggetti esposti, ma questo non vuol dire che non verranno visti anche gli altri oggetti. Perché? Perché sono custoditi all'interno dei depositi nell'ala adiacente al museo, ma in ogni caso i depositi, una volta avviato a regime il Museo della Battaglia, dovranno diventare un luogo di studio in cui anche studiosi potranno trarre dall'analisi dei documenti e dei reperti ulteriori informazioni. Quindi un luogo che non si ferma all'aspetto dell'esposizione degli oggetti, ma che approfondisce anche con il nucleo del materiale depositato. Dal secondo piano del museo ora saliamo all'ultimo. Dalla battaglia al mito siamo nell'ultimo piano, che è
è stato definito un museo del museo. Esattamente, e i reperti che sono raccolti a questo livello raccontano proprio della battaglia di Vittorio Veneto, avvenuta e conclusasi il 30 ottobre del 1918, 4 giorni dopo a Villa Giusti venne firmato l'armistizio. E in realtà narra di un territorio, non solo del Vittorio, allora si chiamava solo Vittorio. L'arrivo a Vittorio voleva dire per le truppe italiane arrivare al quartier generale, che era già a quel punto liberato dalle truppe austro-ungariche. Le battaglie vere si sono combattute e le distruzioni si sono avute dalla linea del Piave fino alle porte di Vittorio Veneto. In realtà a Vittorio Veneto poco è avvenuto, però qui si conclude. E questa testimonianza è raccontata attraverso immagini fotografiche, i bollettini di guerra che sono contenuti all'interno delle antiche e originarie bacheche che erano state allestite nel 1938 per raccogliere i documenti. Qui si è voluto proprio mantenere, anche grazie a un suggerimento e a una volontà della Sovrintendenza per i beni artistici, l'idea dell'originaria collezione e collocazione degli oggetti. Quindi il piano della battaglia di Vittorio Veneto e, come vedremo poi, il mito che attorno alla battaglia di Vittorio Veneto venne creato nei successivi anni e decenni, come questo era stato musealizzato all'epoca, e quindi questa sezione è il museo del vecchio museo, giustamente perché ormai anch'esso era storicizzato. Da qui ha inizio la sezione del mito. Come vi dicevo, appunto, in questa sezione, parimenti come nella sezione della battaglia di Vittorio Veneto, la struttura è rimasta praticamente inalterata anche dal punto di vista del nuovo allestimento. Solo delle contropareti che contengono l'impiantistica sono state aggiunte. Per il resto le due sale imponenti e di grande interesse mantengono l'identica collocazione degli oggetti all'interno delle bacheche come quelle originarie. In questo luogo troviamo peraltro una sorta di monumento ai caduti, la narrazione di tutti i caduti della città di Vittorio Veneto durante la Prima Guerra Mondiale, che sono oltre 400, solo quelli della città di Vittorio Veneto, e l'allestimento, come potete vedere, è un allestimento che parla il linguaggio tardo ottocentesco e primi Novecento, cioè un insieme, una massa di tanti documenti uno vicino all'altro. Queste sono proprio riproposte come erano state lasciate, perché di questo museo, dell'originario museo, è stata fatta una scansione laser totale, quindi noi abbiamo ancora la documentazione precisa e perfetta del museo prima della chiusura per gli interventi di restauro. E qui in una di queste bacheche troviamo anche il primo oggetto che Luigi Marson raccolse. Dopo una cruenta battaglia accompagnò i necrofori, le persone che dovevano raccogliere le persone, i caduti nel campo di battaglia, e si imbatté nel fango, nel misto del fango, in un soldato ungherese che teneva stretto nella mano, ormai morto anch'esso, il rosario, potete vedere, che probabilmente aveva portato da casa per le preghiere. Il rosario con la Vergine sul lato e il simbolo di Santo Stefano, simbolo dello Stato ungherese all'epoca, e quindi questo a Luigi Marson colpì molto questo aspetto, e ritenne che non si in molte sue testimonianze ricorda questo momento, e che da lì non si poteva dimenticare, fossero stati i nemici, comunque erano persone che avevano combattuto per un ideale o per la loro patria. Ecco perché lui cominciò da questo rosario a raccogliere tutta la documentazione che poi divenne il primo nucleo museale. Continua il nostro percorso in un'altra sala dedicata al mito.
Questa è l'ultima sala dedicata al mito. Anche qui ci sono immagini e video che aiutano ad approfondire il tema del mito, che si venne a creare soprattutto in periodo di regime, nel decennale, ventennale, trentennale della vittoria. Questo divenne il simbolo di Vittorio Veneto della battaglia, divenne quasi un momento di gloria da trasmettere. Ecco perché è curioso che in ogni città d'Italia una via Vittorio Veneto, una piazza di Vittorio Veneto dedicata a Vittorio Veneto sia presente, e perché appunto in tutto il mondo comunque la Vittorio Veneto è riconosciuto come il luogo della fine della Grande Guerra. Ci sono anche i personaggi locali che sono diventati degli eroi, anche se avete visto che nella struttura del primo e secondo livello comunque parlano di persone di tutti i giorni, persone comuni, magari nomi anche sconosciuti, che però hanno combattuto anch'essi al pari dei grandi eroi, come il mitico Alessandro Tandura, il primo paracadutista di guerra che si conosca, un cittadino di Vittorio, nato appunto a Serravalle. Ancora oggi è conservata la sua casa con una targa a lui dedicata. Oppure le costruzioni e gli oggetti di particolare ridondanza, come questa sorta di specchiera in vetro di Murano, che appunto è un dono fatto proprio precisamente al Museo di Vittorio Veneto per ricordare le varie nazioni che assistettero e si concentrarono al tavoli della pace per le decisioni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Con questa sala si chiude l'aspetto museale e il racconto della Prima Guerra Mondiale, o meglio ancora e più precisamente della battaglia di Vittorio Veneto nel museo, ma non è finita qui, perché nell'adiacente sala, il grande salone, un tempo detto durante l'allestimento originario Sala della Vittoria, è stato invece completamente svuotato della parte museale ed è invece oggi di nuovo una sala riunioni, tant'è che ha ripreso anche il suo antico titolo di aula civica oggi del Museo della Battaglia. Luci e colori. Al vittoriese o il visitatore che entra in questa sala non passano inosservati i cambiamenti che hanno subito questi dipinti, e ci domandiamo: in origine erano proprio così i colori? Allora, in realtà il lavoro di restauro non è stato un lavoro di un intervento molto pesante di pulitura, ma sicuramente sia l'aspetto illuminotecnico che è stato studiato, sia il recupero di questi dipinti e i ritocchi che sono intervenuti in alcune parti ne fanno oggi veramente un luogo che è assolutamente colorato e luminoso. Questa è una stanza, era la sala del Maggior Consiglio sostanzialmente, ovviamente cappeggiata dal vescovo di volta in volta, perché siamo in una sede, quella di Ceneda, che è rimasta da sempre una sede vescovile, tant'è che nel cornicione sottogronda sono raccontati in successione tutti i vescovi che si sono avvicendati alla cattedra episcopale, prima cenedese e poi vittoriese. È presente anche lo stemma di Albino Luciani, che prima di diventare patriarca di Venezia per oltre un decennio fu vescovo proprio della diocesi di Vittorio Veneto. I dipinti raccontano ovviamente storie di gloriosa situazione in cui Ceneda ebbe soprattutto nel periodo medievale, mentre il soffitto della sala è decorato con la gloria di Ferdinando I d'Asburgo. Perché questo? Perché i dipinti sono realizzati tra il 1841 e il 1844 da un artista bellunese, Giovanni de Min, che poi visse e morì nel nostro territorio, e quindi all'epoca il Veneto
Veneto era sotto il dominio dell'impero asburgico, appunto. Tutto attorno poi moltissime allegorie di buon governo raccontate attraverso delle sculture a monocromo che dovrebbero rappresentare i suggerimenti per un buon governo. Si conclude dall'aula civica del Museo della Battaglia la nostra visita, un assaggio che speriamo possa essere di stimolo a chi ci segue da casa per venire di persona e poter vedere in tutti i suoi dettagli il museo. Grazie a Maria Cristina Scalet che ci ha offerto questa possibilità, e ricordiamo un attimo quelli che sono gli orari di apertura del museo, che a differenza di prima sarà aperto, lo diciamo, anche durante la settimana. Certamente, dopo un investimento così importante, l'amministrazione ci tiene che questo museo possa diventare lo sprone non solo per la visita del museo in se stesso, ma un po' di tutto il territorio. Chiaramente questo è un periodo importante, stiamo cominciando ad entrare appieno nelle celebrazioni del centenario, quindi un museo della guerra, anzi dove si è conclusa la prima guerra mondiale, è chiaro che sarà un punto importante di attrazione, soprattutto per quello che questo luogo racconta, ed è importantissimo che possano fruirlo le scuole con i ragazzi, perché la libertà di cui oggi noi godiamo è fatta anche grazie al sangue speso su queste terre dalle migliaia e milioni di persone che sono morte. È per questo che il museo appunto tiene aperto dal martedì al venerdì con un orario mattutino dalle 9:30 alle 12, in modo tale da lasciare al pubblico giovanile, soprattutto scolaresco, la possibilità di visitarlo, mentre il sabato e la domenica avrà un orario mattutino e pomeridiano, quindi tutto il giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ricordiamo che il museo ha anche un sito internet che è www.museobattaglia.it, e lì troverete aggiornati anche quelli che sono gli eventi che vanno oltre alla classica apertura del museo, quindi visite guidate e non solo, perché abbiamo appreso che questa aula civica sarà anche sede di eventi che andranno oltre il museo. Quindi se dovesse fare un invito ai vittoriesi a venire qui al Museo della Battaglia per chiudere? Innanzitutto ci siamo resi conto in questi giorni che non hanno bisogno di un invito ai vittoriesi, sono state moltissime le persone che hanno frequentato il museo, ma non solo. Direi che i vittoriesi qui possono trovare veramente un pezzettino della loro storia e anche parte del loro DNA. Le impressioni che avete avuto modo di raccogliere in questi giorni? Sicuramente molto molto positive per l'allestimento museale di tipo immersivo, emozionale, e ho sentito appunto commenti che lo portano e lo confrontano con modelli esteri di quali si dice di solito che hanno tecnologie più avanzate, e quindi sicuramente un museo assolutamente all'avanguardia per questi luoghi. Grazie.